Notizia shock da Sassari. L'AU, azienda ospedaliera universitaria, ha disposto la sospensione temporanea dei ricoveri programmati e degli interventi non urgenti. La sanità è al collasso per sovraffollamento e carenza di personale. Una decisione straordinaria che colpisce il nord Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu pensi che la situazione sanitaria di Sassari meriti più attenzione, iscriviti e lascia un like. Grazie a te potremo dare più voce a chi sta vivendo questa emergenza. Il provvedimento coinvolge l'ospedale Santissima Annunziata e le cliniche universitarie di Sassari. La misura è stata presa dopo un picco influenzale che ha reso sostenibile la pressione sul pronto soccorso. Ma la crisi è strutturale e cronica. Da tempo i sindacati denunciano la carenza cronica di personale e i pazienti costretti su barelle nei corridoi. Il sovraffollamento, con pazienti in soprannumero, aumenta il rischio di infezioni e compromette la sicurezza delle cure. L'AU di Sassari non può più garantire l'assistenza programmata e deve concentrarsi solo sulle emergenze e urgenze. La sospensione è una soluzione tampone, in attesa di interventi strutturali dalla Regione. La decisione dell'AU conferma la gravità della crisi sanitaria nel Nord Sardegna. La sicurezza dei pazienti è a rischio. Se vuoi che questa crisi non resti nascosta, metti un like e iscriviti. Tu cosa ne pensi della sospensione dei ricoveri a Sassari? Io ti ringrazio per aver seguito insieme a me questa notizia così importante per il Nord Sardegna. Ti mando un caro saluto e ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sull'Isola Informa.